Siamo nel cuore di Vicenza e oggi andremo alla scoperta di Palazzo Thiene. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra in questi ultimi periodi, in questi ultimi mesi. E diciamo che la nostra presenza su Vicenza e provincia è stata abbastanza assidua e vogliamo continuare fino alla fine di questo 2012 a visitare, a scoprire assieme quelli che sono appunto i luoghi caratteristici che offre questa città, una città molto viva in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, grazie a una mostra molto interessante e naturalmente alla ristrutturazione della Basilica Palladiana. Vi aspetto subito dopo la sigla, fra pochi istanti, per scoprire, come abbiamo già anticipato, Palazzo Thiene. Per me oggi è veramente un piacere e un onore avere qui al mio fianco Fernando Rigon, storico dell'arte e uno dei più grandi conoscitori di tutto quello che può essere la storia e l'arte di Vicenza. Per parlare oggi, abbiamo già anticipato prima della sigla, di Palazzo Thiene. Vogliamo fare un po' la storia di questo importantissimo palazzo che si trova proprio nel cuore di Vicenza, professore? Ecco, direi che è un monumento che parla da sé. Allora, tutti i monumenti ci pongono delle domande, e anche Palazzo Thiene, però Palazzo Thiene dà anche delle risposte anche a coloro che magari pensano di non essere attrezzati a rispondere. Perché? Perché soprattutto nel cortile noi vediamo la vicenda dell'intero complesso, dell'intero edificio, come si è formato e come non è riuscito a essere. Perché noi vediamo che qui abbiamo una serie di archi gotici, cioè siamo intorno al 1470, l'autore è importantissimo, è Lorenzo da Bologna, allievo del grande filone che parte da Brunelleschi, Biagio Rossetti, Bernardo Rossellino, che viene a Vicenza, costruisce per i Thiene un palazzo in isola. Cosa vuol dire? Dentro 4 strade, è facile insomma capire che cosa si voglia intendere per isola, e a un certo momento questo palazzo, che ha una bella facciata su contrapporti, doveva avere anche un cortile. Noi lo vediamo perché ci sono qui alcuni archi e poi c'è una testata che suggerisce a un cortile abbastanza piccolo, insomma, che sarà un 35x35, che però non è mai stato compiuto. Allora di solito la gente crede e dice perché non avevano i soldi, invece non è vero, e c'erano anche fattori determinanti e condizionanti ben più importanti dei soldi. Qui sappiamo che, come in tutti i cuori della città, c'erano dei problemi complicati di proprietà, per cui da sempre si è trascinato un problema nei secoli, per cui c'era un proprietario che faceva sul corso che la sua terra e la sua porzione di casa non voleva venderla. Quindi bello è quello che abbiamo in testa, difficile è poi quando ci caliamo alla realtà. L'assoluto non va d'accordo con il relativo. Prima di entrare a Palazzo Thiene vogliamo dare un po' una piccola anticipazione. Cos'è Palazzo Thiene oggi? Palazzo Thiene oggi è il misto di 3 momenti eterogenei. Il palazzo del 400, il grande forte intervento di Andrea Palladio non concluso, e poi la parte moderna. Il tutto è di proprietà adesso della Banca Popolare di Vicenza, ma è un minotauro, nel senso che c'è una parte molto bella, cioè molto interessante, sia nella parte quattrocentesca che nella parte cinquecentesca, e poi c'è una parte, tra l'altro, ricostruita dopo i bombardamenti. Per fortuna i bombardamenti hanno colpito la parte meno interessante ed è stato fatto un edificio abbastanza discutibile, che però
è bene lasciare com'è, perché ci potrebbe andare anche peggio se mettiamo le mani. Comunque il palazzo è datato per stilisticamente 1470-80 nella parte più antica, e qui ci sono delle date con anche i committenti, che sono soprattutto Marcantonio Thiene, che era un grosso commerciante che nel palazzo di città teneva anche come una testata di magazzino dei suoi prodotti che faceva venire o per il commercio anche dall'Europa e per l'Europa, o dai prodotti agricoli dai suoi feudi, dai suoi contadi. Professore, siamo all'interno di Palazzo Thiene, un palazzo che custodisce un gioiello molto importante, dei gioielli molto importanti. Sì, in due ordini di grandezze e due ordini di cronologia. Vale a dire, il palazzo è stato decorato con un vertice del gusto e delle capacità immaginative della metà del Cinquecento. Tutti si domandano, ma come mai un frammento, perché questo realizzato da Palladio, è soltanto un terzo, un quarto di quello che doveva essere in realtà il palazzo? Perché il vecchio palazzo non viene buttato giù, quello completo non riescono a farlo perché i proprietari che danno sul corso non vogliono cedere alcune porzioni di terreno, però la parte realizzata viene realizzata non come facciamo noi, cioè partendo dalle cantine, poi il pianterreno e poi il primo piano, tutto intero. Loro andavano per blocchi, ragionavano per intero anche nei frammenti, e quei frammenti andavano finiti e decorati al meglio. Per esempio qui debutta quello che sarà poi il più grande scultore veneziano del Cinquecento, addirittura più grande di Paolo Veronese, viene da Trento e si chiama Alessandro Vittoria. Stiamo parlando Di tutti meraviglioso i soffitti, di tutti i soffitti. Lui era abilissimo nel grande stucco e nel piccolo stucco, era stato evidentemente a Roma, aveva studiato le lezioni dei grandi romani della Fucina di Raffaello, aveva guardato ovviamente a Michelangelo, non si poteva fare a meno, e poi aveva un gruppo di pittori. Di solito ci si serviva dei pittori cosiddetti della cova veronese, perché a Verona c'erano stati i Badili che si erano allevati un bel gruppo di artisti. Il migliore è Paolo Veronese, ma dopo anche Anselmo Canera, Bernardino India, che sono qua, e soprattutto i grandi Giovan Battista Fasolo e Giovan Battista Zelotti, che invece affrescano le ville e qui non ci sono. Quindi noi rimaniamo stupiti che anche questo morceau, pezzo, come direbbero i francesi, sia assolutamente perfetto, sapendo che c'erano poche probabilità che il palazzo venisse finito, e quindi non comprendiamo anche questi cicli che sono concatenati tra loro, quali sviluppi iconografici avrebbero avuto. Il secondo filone è costituito da questo fatto. Probabilmente proprio per non disturbare la bellezza di questi cieli, perché si chiamano cieli, anche in termine tecnico, così figurati, le pareti non avevano decorazione, erano forse coperti da stoffe che tenevano anche caldo, stoffe molto belle, di tipo orientaleggiante, insomma, sulle quali potevano essere messi anche dei quadri, ma pochi, piccoletti, pochi, sopracavalletti e ovviamente dei mobili. Tutto questo è andato perduto. Solo di Palazzo Barbaran da Porto, che è quello di fronte, dove adesso c'è il centro di architettura, abbiamo un inventario, per cui sappiamo bene almeno la tipologia, anche se non sappiamo che cosa. Ovviamente il palazzo, arrivato prima nelle mani del consorzio agrario alla metà dell'Ottocento, che ha messo dentro i concimi che hanno con le loro esalazioni, non bisogna dimenticarlo, compromesso la freschezza
delle decorazioni superiori, poi è arrivato da più di 100 anni in mano alla banca, la banca ne ha fatto la sede di rappresentanza. Ovviamente nella sede di rappresentanza, soprattutto negli ultimi anni, per impulso del presidente Gianni Zonin, che è amatore d'arte, la collezione di quadri si è arricchita moltissimo, soprattutto sotto la formula dei capolavori che ritornano. Che cosa vuol dire? Capolavori che erano presumibilmente in ambito veneto e che per varie, anzi quasi sicuramente per varie ragioni di mercato sono emigrati o lontano dal Veneto o addirittura soprattutto all'estero e vengono fatti ritornare. Per cui ci sono dei temi, c'è il Settecento, adesso in questo caso qui sono tutte opere del 6 e 700, cioè sono 4 capolavori di Pietro Vecchia, uno di Marco Ricci e un altro vicino a Marco Ricci, quindi siamo all'inizio del 700 e l'altro alla metà del 600, che arricchiscono le varie sale, tranne 2, perché 2 sono talmente già perfette e sature di loro decorazione, per cui quelle, avendo avuto anche delle statue, si sono conservate tali e quali. Professore, veramente sono sempre spettacolari i soffitti, ogni stanza veramente delle emozioni fortissime. Tra l'altro, professore, mi ha promesso in questa sala, che è soprannominata la Sala dei Cesari, anche una chicca, un'anticipazione molto importante. Sì, allora è ovvio che le sale angolari sono le più importanti, che sono degli snodi, dei gangli, come in un meccanismo di un'automobile, di una ruota, e quindi è il momento di maggiore sosta, anche perché la forma accentrata dà anche allo spettatore un tono, una dimensione più elevata. E ovviamente un signore del Cinquecento era ossessionato dai Cesari, cioè dagli imperatori antichi, perché secondo la loro mentalità rinascimentale erano il vertice della politica e della fama. Non per nulla qui nel centro del centro, proprio nel perno del ganglio, c'è la figura della fama alata con la tromba che va a spargere per tutto il mondo e per tutti i secoli il clamore di questi personaggi. E vedete che qui tra Giulio Cesare e Ottaviano, cioè tra l'ultimo console repubblicano e il primo vero Augusto imperatore, c'è incredibilmente un re contemporaneo. I Tiene erano filo-francesi, erano anche uomini d'arme, fornivano alla corona di Francia moltissimi abilissimi generali della loro famiglia. Enrico II poi era legato a doppio filo all'Italia perché aveva sposato Caterina de' Medici. Quindi qui viene onorato Enrico II. Quello che è importante nella lettura di questi stucchi, che sono semplicemente splendidi, se i ritratti sono esemplati su statue antiche, su calchi, che il Vittoria filologicamente si è molto documentato, perché lui non aveva a disposizione i mezzi moderni delle correzioni che facciamo al computer delle immagini delle persone. Dovevano tra monete e statue antiche uno vedeva subito se era un volto che assomigliava a quello di Cesare che aveva lui in testa o no. Il fatto sta che qui accompagna con una serie di figure che tutti avevamo preso così piuttosto alla leggera e che sono venuto chiarendo in una lettura iconografica più approfondita. Siccome sia nei palazzi che nelle ville c'è l'esaltazione della virtus, che in latino è il valore, il coraggio, la capacità di determinazione non solo in guerra ma anche nel commercio, che anche questo è virtus,
e si esaltano gli imperatori in un momento trionfale. Il massimo tributo del loro valore a Roma antica era il trionfo. Quindi non capivamo perché i busti siano affiancati da queste persone di vegliardi con degli ottri che sapevamo benissimo che erano fiumi, e sopra ci sono delle figure mulibri, tra l'altro accompagnate dai satiri, dai panischi, cioè panni, gli allievi, che sono la parte più orrenda, più bestiale che esista. Ebbene, questo è dalla tradizione del rito del trionfo. Gli imperatori romani trionfavano con delle immagini, di solito in cartapesta o anche di figuranti vivi con la maschera, in cui c'erano le province incatenate, cioè a seno nudo, spesso accompagnate coi loro bambini, per dare l'idea che avevano conquistato quelle province con tutte le popolazioni, e per far capire bene ai romani dove si trovavano queste province c'erano le simulazioni dei fiumi. Prendiamo l'esempio, a conquista della Germania di Tacito c'erano ovviamente il Reno e tutti i suoi affluenti. Quindi questo soffitto va letto in chiave trionfale, e i fiumi e le figure femminili sono il residuo inconscio proprio di quelle grandi mascherate, in senso positivo, che erano i trionfi, che sono i padri degli attuali carnevali. Il carnevale di Viareggio discende dritto dritto dal mondo trionfale antico, in cui la cartapesta era una parte determinante e sfilavano insieme con gli imperatori anche gli antenati in busto, perché i romani, quando un antenato moriva, gli facevano la maschera di cera, e questo serviva poi nei vari trionfi, se il dux lo riceveva, ma per esempio Pompeo ne ha avuti 7 di trionfi, e portavano sempre, i giovani di famiglia portavano l'immagine dell'antenato, per cui per Tiene questi non sono antenati di sangue, ma sono antenati di virtus. È veramente un piacere sentire il professore. Si rimane. Ricordate che è un'anteprima assoluta questa. Assolutamente, l'abbiamo anche anticipato prima ai nostri telespettatori. È facile da capire anche perché. Per noi è arrivato il momento della prima interruzione pubblicitaria. Diciamo che nell'apice di questa puntata, dove abbiamo dato appunto anche questa notizia molto interessante, questa chicca curiosa per i nostri telespettatori, con questo vi diamo appuntamento tra pochissimi istanti per la seconda parte, sempre per scoprire Palazzo Tiene vi aspetta. Seconda parte di Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Voglio ricordarvi che siamo nel cuore di Vicenza, alla scoperta oggi di Palazzo Tiene, grazie alla collaborazione del professor Rigon, storico dell'arte, che ci sta facendo scoprire i gioielli di questo meraviglioso palazzo proprio nel cuore della città. E siamo saliti al primo piano. Ogni stanza propone dei gioielli veramente unici e rari. E allora siamo nella stanza ottagona superiore. Abbiamo appena visto quella inferiore con i 12 Cesari. Anche questa è un momento di particolare riflessione, perché è un momento di crisi progettuale. Cosa vuol dire? L'angolo di Palazzo Tiene, che è alle nostre spalle, è soprasquadra, cioè di più di 90 gradi. Quindi l'ambiente apparirebbe sghembo. Per ovviare a questa spiacevole situazione, sia sotto che sopra, Palladio pensa delle nicchie. Allora le nicchie creano un vuoto, mascherano, fanno sfuggire le irregolarità. Tanto più qui perché non c'è una cupola ribassata, ma c'è proprio una cupola a tutto sesto, dove ci sono affreschi, riquadri ad affresco con episodi delle Metamorfosi di Ovidio, e vedremo che ogni sala sviluppa un grande poema dell'antichità. Allora, nella fine del 1680, queste nicchie qui sopra apparivano particolarmente vuote, sotto sono rimaste vuote, e i proprietari di allora chiamarono il più grande scultore del momento, il bassanese Orazio Marinali, che qui ci dà il suo capolavoro. Un capolavoro frivolo, come cominciava a essere il post barocco, in cui vengono rappresentati in 4 elementi
i 4 interpreti del famoso giudizio di Paride. Noi vediamo soprattutto Paride, il quale deve assegnare una delle 3 più importanti dee, la mela, che le ha affidato la dea della discordia. Quindi lui sa che scegliendo combinerà un disastro, ma deve scegliere. E invece di scegliere l'intelligenza di Minerva, la regalità, cioè il potere di Giunione, da quel ragazzetto bello e vanitoso sceglie ovviamente l'amore di Venere e le offre la mela. E tutta questa conversazione muta, illustrata da epigrafi, che vanno lette come una specie di fumetto, rendono questo austero, pacato ambiente del Cinquecento un frivolo salotto della fine del Seicento. Professore, il nostro Davide Segalini ci sta già facendo ammirare questo ennesimo soffitto meraviglioso di quella che è la sala dell'Eneide. Sì, è una piccolissima sala. Questa e quella inferiore sono le 2 salette volte a botte. Quella inferiore illustra alcuni episodi della più bella favola dell'antichità, quella di Amore e Psiche. Questa ha una concentrazione di immagini ancora superiore, è proprio satura di immagini, al punto che hanno dovuto scendere dal soffitto per invadere una fascia della parete che è rimasta piuttosto misera e sacrificata. Si credeva che fosse un'antologia dei miti antichi. Invece, ragionando, proprio dopo un lungo studio, mi sono reso conto che, come quella è un poema, come la precedente è un poema, questo non poteva essere che un poema, e difatti è il più bel poema poetico dell'antichità latina, vale a dire l'Eneide. Una miniaturizzazione dei suoi canti, dei suoi 12 canti, anche attraverso delle furbizie, ma insomma comunque adesso sono tutti interpretati, a cominciare dall'ovato del centro del soffitto, che rappresenta invece plasticamente proprio l'inizio dell'Eneide, che comincia con il rapimento di Ganimede da parte di Zeus. Poi questo episodio verrà ricamato sul manto di colui che vincerà le gare in Sicilia in onore del padre Anchise di Enea, perché verrà ricamato appunto sul manto che verrà regalato. In questa saletta non ci possono stare che quadri piccoli, e questa, credo degnamente, ospita forse uno dei più bei quadri della collezione della Banca Popolare di Vicenza, che è un piccolo Jacopo Bassano del momento dello stile cinerizio, in cui comincia a dipingere i notturni. È un capolavoro, tra l'altro illustre, perché viene dal castello Spencer inglese, cioè era nella cappella della casa della nonna di Lady Diana, ed è qui del 1992. Per dire come il Palazzo Thiene è un insieme di museo storico permanente e di museo in crescita e in divenire, con i continui acquisti che vengono fatti di opere d'arte. Professore, è veramente un palazzo che ogni stanza, ogni piano offre delle emozioni veramente molto belle.
E ogni palazzo antico del Rinascimento è un microcosmo. Come diceva Palladio, è una città piccola in una città grande. Allora noi che ormai da 2 secoli non ci fermiamo più all'esteriore, ma tramite gli strumenti inventati dalla scienza riusciamo a superare la barriera del visibile per andare a vedere anche l'invisibile, siamo interessati da questo secondo aspetto. Per cui vi ho portato qui per far vedere la bellezza dell'arte sotto, la bruttezza ancora più importante dei meccanismi costruttivi. Qui vediamo l'estradosso della cupola che abbiamo ammirato nella sala del giudizio di Paride, per far vedere come anche la costruttività con Palladio abbia fatto un passo da gigante. Non solo l'estetica si adegua al mondo antico, ma anche la cantieristica. Vedremo le travi e pensate che la cantieristica abituale sul mercato di Vicenza non era attrezzata a questo salto. Palladio veniva da un cantiere e faceva il lapicida, quindi sapeva benissimo come funzionavano i cantieri. E a un certo momento, proprio subito dopo Palazzo Thiene, quando costruisce quella parte che vide in vita realizzata di Palazzo Chiericati, non riuscendo a cavare un ragno da un buco, fu costretto a chiamare le maestranze carpentieristiche dell'Arsenale di Venezia, dove si costruivano ancora le navi più forti, più veloci del globo, perché là sì gli uomini tra corde, pece e legno sapevano accondiscendere alle esigenze e alle istanze di questo grande architetto. Professore, siamo ormai alle ultime battute di questo appuntamento. Vogliamo parlare un attimo anche della cantina, grazie alle immagini che appunto ha realizzato il nostro Davide, che i nostri telespettatori stanno già ammirando. Sì, eccoli, anche qua Palladio è particolarmente orgoglioso, perché sempre nel paragone con Palazzo Chiericati, che avrebbe costruito subito dopo, probabilmente aveva già una specie di committenza, qui lui si sente al sicuro perché siamo nella parte più alta della città e non, diciamo così, come si può dire, nel bordo di Gronda, verso il fiume Bacchiglione, come purtroppo sono Palazzo Chiericati e il Teatro Olimpico. Lì c'è il pericolo dell'acqua, qua il pericolo dell'acqua non c'è, anzi c'è il problema che l'acqua manca, per cui qui sotto in queste cantine c'è un magnifico pozzo, cioè pescavano l'acqua nelle profondità maggiori. Non solo, qui essendoci il dilavamento di altre acque, il palazzo era estremamente più igienico, sia nell'umidità sia per quanto riguarda le fognature. Quindi Palladio ha dato grande respiro a queste cantine che purtroppo fino al 2008, ed è stata una delle più grandi celebrazioni per il suo centenario di nascita, erano come seminterrate, coperte, ed è stato dalla banca compiuto il restauro più accurato e più benemerito dell'intera storia di questo palazzo. Professore, io la ringrazio veramente, per me è stato un piacere e un onore averla nostra ospite. È un palazzo questo veramente da visitare, da scoprire nel cuore di Vicenza. Come vedete noi abbiamo parlato in particolar modo naturalmente del palazzo, ma offre veramente delle collezioni. In questo momento siamo nelle soffitte e c'è questo bellissimo museo dedicato alle stampe di Remondini. Grazie ancora, grazie naturalmente a tutti i nostri telespettatori, il tempo è tiranno, io vi invito a venire naturalmente a visitarlo. In questo periodo si può visitare nel fine settimana e naturalmente su richiesta anche per gruppi invece durante i giorni lavorativi. Comunque, per avere qualsiasi informazione voglio ricordarvi che sono sempre a disposizione gli uffici IAT della provincia di Vicenza, nostra partner in tutto questo lungo periodo che stiamo dedicando a Vicenza e al consorzio Vicenzei. Con questo è veramente tutto, l'appuntamento è fra 7 giorni. Grazie ancora professore, Grazie. Stessa rete, e naturalmente viaggiate con noi e tanti auguri di buon Natale.